Siamo orgogliosi di riuscire ad aprire l'ufficio del turismo in sinergia con il Comune di Lavagna. I proventi sono derivati dalla tassa di soggiorno 2018. Abbiamo la speranza di riuscire a non chiuderlo, perché per noi è importante, non è solamente il punto di incontro per gli albergatori o i turisti, ma per tutta la cittadinanza di Lavagna, che qui dentro avranno informazione di eventi e quant'altro che succede nel comprensorio, non solamente qua in Lavagna, perché lavoriamo in sinergia anche con il vicinato, cioè Chiavari e Sestre Levante. Invito anche le case vacanze, che è una realtà oggigiorno, a interfacciarsi con noi, prendere tutto il materiale possibile in maniera da poter dare informazione al turista che va nelle case vacanze e associarsi nella nostra associazione in maniera da poter sviluppare, promuovere in maniera più efficace il nostro territorio. Si amplia il lavoro del Mediterraneo sul territorio o una convenzione con il Comune per garantire l'apertura dell'ufficio turistico? Sì, dopo appunto l'ufficio turistico di Sestri, anche il servizio per Castiglione Chiavarese, parte adesso il servizio sulla Lavagna, fatto tramite il Comune, ma soprattutto l'associazione albergatori e gli operatori turistici che hanno deciso di fare questo appunto accordo con noi, e adesso aprirà praticamente aprile, maggio, 4 giorni alla settimana, il giovedì, venerdì, sabato e domenica, e poi dal 1° giugno invece apertura 7 giorni su 7 per tutti e 4 i mesi estivi fino alla fine di settembre. Si è appena concluso il Discover Italy, che estate sarà per il Tigullio e per il comprensorio? Ma diciamo sicuramente è ancora presto per dirlo. Il flusso di prenotazioni, sentendo un po' in giro diciamo, le principali associazioni albergatori, forse c'è ancora un po' di calo rispetto all'anno scorso. Adesso credo che con la riapertura della strada per Portofino ci sarà un grosso impatto mediatico da questo punto di vista sui media nazionali, e quindi anche il turismo di prossimità, insomma lombardo e piemontese, tornerà ad affluire nel Tigullio senza problemi.